pacificazione a livello nazionale per evitare tensioni sociali e una comunità spaccata. Così il presidente del Veneto Zaia, 24 ore dall'entrata in vigore dell'obbligo di Green Pass. Per far fronte alla richiesta di tamponi dei non vaccinati che devono recarsi al lavoro, lo sforzo delle aziende sanitarie che hanno potenziato i centri tampone aperti nell'ULSS 3 fino a mezzanotte. Secondo le previsioni, il 15% dei dipendenti non è vaccinato, ma il presidente di Assindustria Veneto Centro, Leopoldo Destro, non pensa che a Padova ci siano situazioni di caos e invita tutti al buonsenso. Da domani molte incognite al porto di Venezia, ma l'effetto Green Pass non è temuto nell'ambito della crocieristica, dove si è posti ai ripari con test gratuiti e una turnistica flessibile. Trasporto pubblico da Treviso a Belluno fino a Verona, da domani molte corse soppresse per la mancanza di autisti. Nella Marca stop la domenica per salvaguardare il servizio durante la settimana. Operazione Ape Operaio della Guardia di Finanza di Arzignano, scoperto una frode fiscale da oltre 4 milioni di euro di false fatturazioni, 4 le persone indagate. Sorpresa a Fontaniva, è stato svelato il mistero del Beato Bertrando, le sacre reliquie a lui attribuite sarebbero in realtà risultate dalle analisi effettuate ossa di donne. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali. Dunque mancano meno di 24 ore all'entrata in vigore dell'obbligo di Green Pass in tutti i luoghi di lavoro pubblico e privato. Il governatore Zaia dice a livello nazionale si dovrebbe mettere in atto un'attività di pacificazione per evitare tensioni sociali e una comunità spaccata. Non ci sono cittadini che hanno capito tutto e quelli che non hanno capito nulla, ed è giusto anche che ci sia il massimo rispetto tra le diverse fazioni, perché ormai tali sono, e penso che questo sia pericoloso, non solo perché qualcuno potrebbe anche uscire di scena, come abbiamo visto negli episodi di Roma, da condannare senza se e senza ma potrebbe essere ancora peggio, che questo coronavirus ci lascia degli strascichi che non saranno assolutamente gradevoli, che sono quelli di una comunità spaccata. Alla vigilia dell'entrata in vigore dell'obbligo di Green Pass sui luoghi di lavoro, il presidente Zaia non nasconde la preoccupazione per il rischio di una deriva sociale che possa sfociare in un conflitto vero e proprio. Penso che a livello nazionale si dovrebbe avviare un'attività di pacificazione fondamentale, senza per carità rivedere il tema delle scelte di sanità pubblica. I dati dicono che la macchina dei tamponi non è in grado di far fronte alle richieste dei cittadini non vaccinati che devono sottoporsi al test ogni 48 ore per accedere al luogo di lavoro. Se la legge dice che una persona ha diritto ad andare a lavorare con il tampone ogni 48 ore, bisogna garantirgli questo diritto, e questo non va a inficiare le scelte che hanno fatto a livello nazionale rispetto al Green Pass, ma va a consolidare un rapporto che deve essere un rapporto solido con i cittadini. Il governatore rinnova nuovamente la richiesta di dare la possibilità alle aziende di poter utilizzare autonomamente i tamponi per i propri dipendenti. Lo si è riconosciuto peraltro visto con un decreto del Ministero degli Interni per i portuali. Non penso che le altre aziende abbiano meno diritti di quei lavoratori. E in vista dell'obbligo di Green Pass, l'ULSS 3 Serenissima si è dotata con strutture sanitarie aperte fino a mezzanotte, con la possibilità di fare fino a 9.000 tamponi al giorno. Tutto il Veneto è pronto, ha puntualizzato l'assessore regionale alla sanità Lanzarin. A meno di 24 ore, quando scatterà l'ora X con l'obbligatorietà del Green Pass in tutti i luoghi di lavoro, in regione si fa il punto sulla situazione prenotazione tamponi. Non ho ad oggi, in questo momento, segnalazioni di criticità nei nostri 75 punti tampone. Le USL si stanno organizzando con prenotazioni in modo da agevolare l'utenza, ma anche con allungamenti degli orari. Nell'ULSS 3 Serenissima già in moto la macchina organizzativa per il potenziamento dei tamponi. Noi siamo pronti sull'indicazione della Regione, abbiamo potenziato le attività, l'abbiamo stesa anche come fascia oraria, arriveremo anche a lavorare fino a mezzanotte. Ci siamo attrezzati per reggere un'onda d'urto che arriva fino a 9.000, oltre 9.000 tamponi al giorno. Fino a dicembre l'azienda ospedaliera veneziana pronta ad affrontare, se richiesto, lo tsunami tamponi, attesa così ribattezzata dallo stesso direttore generale che per il servizio ringrazia il personale tutto.
Ringrazio tutti i miei collaboratori che, come nel caso delle vaccinazioni, anche in questa situazione hanno dimostrato un'attenzione e una abnegazione enorme. Tampone che si prenota direttamente anche via internet sul sito della ULSS 3, dove è possibile calendarizzarne la prenotazione da oggi fino a dicembre prossimo, precisa il direttore Contato. Esatto, e possono essere fatte le prenotazioni sulla base di quelle che sono le esigenze dei cittadini. Il nuovo, l'ennesimo e accorato appello a chi ancora fosse in dubbio se vaccinarsi o meno. I dati parlano chiaro: l'incidenza dei casi di positività al virus, così come di occupazione ospedaliera, è bassa grazie all'alto numero di persone vaccinate, spiega l'assessore regionale Lanzarin. È perché la campagna vaccinale sta andando molto bene e ricordiamo che quelli che sono ricoverati nei nostri presidi ospedalieri sono per l'80% in terapia intensiva persone non vaccinate e per il 65-70% in area non critica persone non vaccinate. Quindi il vaccino funziona, ci dà copertura, ci protegge e ci permette anche di tornare alla normalità, cosa che vediamo stiamo facendo anche con le ultime aperture. E a proposito di Green Pass, siamo andati a vedere com'è la situazione in alcuni centri tampone della Marca trevigiana. Ho già vaccinato, quindi il Green Pass ce l'avevo già, ma ho avuto sintomi questa notte, non sono stato tanto bene, il dottore ha scelto di farmi fare il tampone rapido. Preferisce farsi il tampone, non il vaccino? Esatto. Come mai, se posso chiederla? Diciamo che non mi sono state date abbastanza certezze per fare questo passo, quindi al momento sono abbastanza scettico. Parte a rilento la mattinata al centro tamponi dell'ex dogana di Treviso. Nonostante manchino poche ore all'entrata in vigore del Green Pass nei luoghi di lavoro, non tutti accedono alla struttura per ottenere il certificato verde. Non sto bene, per precauzione il medico mi ha prescritto il tampone. Perché lei ha già fatto la vaccinazione, corretto? No, per ora no. L'ho già il Green Pass, sono qui perché insomma non sto bene, la dottoressa ha deciso di fare il tampone per precauzione. E tra le macchine in attesa c'è chi ha un pensiero in merito al costo dei tamponi. In altri paesi pagano molto meno e 15 euro è un furto. Lei fa quello rapido o farà quello molecolare? Quello rapido fino a che è possibile. E cosa ne pensa dei 15 euro? Dei 15 euro? Che ce li potevano anche risparmiare. Farà sempre i tamponi quelli rapidi ogni 2 giorni? Al momento sì. Cosa ne pensa dei 15 euro che deve pagare ogni volta? Che sono uno sproposito. Se all'ex dogana di Treviso la mattinata è stata tranquilla, il flusso di macchine alla zoppa Sarena di Conegliano è stato più sostenuto con corsie specifiche per chi ha prenotato il tampone e quelli ad accesso libero. Non posso fare il vaccino perché ho un problema ai polmoni, però non mi danno neppure l'esenzione. Per poter accedere all'ufficio devo appunto sottopormi al tampone. E tra le varie opinioni c'è chi rimane a favore del vaccino. Se noi pensiamo ai vaccini in età infantile che hanno salvato milioni di bambini, non vedo perché dobbiamo fare questa polemica inutile. Dunque obbligo di Green Pass per tutti i lavoratori da domani. La previsione è che un 15% dei dipendenti non è ancora vaccinato, ma il presidente di Assindustria Veneto Centro, Leopoldo Destro, non pensa che a Padova ci saranno situazioni di caos e invita tutti al buon senso e a fare squadra. Una media diciamo di 10-15% di persone non vaccinate all'interno del nostro mondo imprenditoriale esiste e quindi queste hanno bisogno di essere appunto tamponate e quindi avere diritto al Green Pass. Previsioni e numeri snocciolati dal presidente Assindustria Veneto Centro Leopoldo Destro alla vigilia dell'ingresso dell'obbligo di Green Pass in azienda. Sottolinea in che modo le aziende abbiano fatto la loro parte finora e la necessità che il territorio sia adeguato nell'affrontare il tema tamponi anche a garanzia del diritto al lavoro. Il principio di quanto importante sia la campagna vaccinale è fuori discussione, penso che Confindustria l'abbia dimostrato in questo anno e mezzo di pandemia. Siamo partiti mettendo in sicurezza le nostre aziende con i protocolli di sicurezza, rispettando quelle che erano le regole, quella che era la normativa. Poi abbiamo addirittura proposto le nostre aziende come luoghi adatti per potersi vaccinare. Ora arriviamo al Green Pass obbligatorio all'interno
nelle aziende, principio correttissimo. Quello che abbiamo probabilmente sollevato è che i mezzi e gli strumenti devono essere non solo all'interno dell'azienda ma anche nel territorio, che debba accompagnare una fase importante anche di tamponi. Allontanando l'ipotesi del rischio caos a partire da domani nelle aziende del Padovano, invita a fare squadra per non vanificare i risultati raggiunti. Adesso cerchiamo di utilizzare il buon senso, perché solo con il buon senso riusciamo a finire questo lungo pellegrinaggio che ha accompagnato la pandemia. Quindi cerchiamo di essere veramente molto razionali e molto costruttivi in quello che deve essere il passaggio anche questo del Green Pass obbligatorio all'interno delle aziende. Nonostante l'80% dei dipendenti sia vaccinato, la stagione del Green Pass obbligatoria si apre con più di un'incognita al porto di Venezia. Nessun problema invece per il settore della croceristica. Probabilmente questo decreto sul Green Pass, mi permetto di dire un po' come quello sulle grandi navi di Venezia, è stato messo fuori senza studiare bene le conseguenze che avrebbero creato. Nonostante questo, Galliano Di Marco, direttore generale di Venezia Terminal Passeggeri, è fiducioso. Con tamponi pagati ai lavoratori non vaccinati e cambi della turnistica a seconda delle esigenze lavorative dei dipendenti con o senza vaccino, il settore della croceristica veneziana non prevede grossi problemi per l'arrivo del 15 ottobre. Per entrare in marittima bisognerà comunque esibire il Green Pass o l'esito negativo del tampone e chi non ha ricevuto il vaccino deve dichiararlo al reparto risorse umane. Cercheremo di non metterli in turno, perché loro sono in cassa integrazione pagando con l'80% pagato per effetto del decreto Draghi. Noi integriamo fino all'80% la cassa integrazione. Oppure insomma se proprio è necessario metterle in turno per le prime 2 o 3 settimane affinché abbiamo le navi, poi non avremo più navi, pagheremo noi il tampone. I problemi al terminal passeggeri si sono potuti risolvere rapidamente per 2 motivi: pochissime navi in arrivo e per poco tempo ancora, e pochissimi dipendenti non vaccinati. Galliano Di Marco ammette però che problemi potrebbero verificarsi al porto commerciale, dove navi ne arriveranno fino alla fine dell'anno e dove lavorano molte più persone, anche se a Venezia almeno l'80% dei dipendenti del porto risulta vaccinato. Spero che questa situazione un po' di caos porti il governo a mettere l'obbligo vaccinale, perché anche oggettivamente quelli che sono andati in piazza sabato scorso, a parte quelli di destra, insomma i fascisti che hanno creato problemi in più di un'occasione, oggettivamente io non me la sento di dargli addosso, anche se, ripeto, uno si deve vaccinare soprattutto per rispettare la libertà dell'altro. Intanto non si fermano i movimenti no Green Pass a Padova, piazza inibita, alla manifestazione di sabato è rinforzata la protezione nei luoghi sensibili. L'appello del prefetto Grassi al senso di responsabilità. Piazze blindate e luoghi sensibili presidiati è quanto predisposto dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza convocato in prefettura in vista del corteo di sabato dei No Green Pass a Padova. I fatti accaduti nella capitale hanno necessariamente fatto alzare la guardia anche sulla manifestazione padovana. Ci aspettiamo un po' di gente, su questo non c'è ombra di dubbio. Posso anticipare che i manifestanti non si troveranno più alle 18 ma si troveranno alle 16. E il percorso adesso vedremo come il questore troverà questa grande opera di mediazione che sta facendo con i rappresentanti dei manifestanti. Nonostante non ci siano mai state problematiche nelle precedenti manifestazioni, il dispositivo di ordine pubblico sarà rinforzato sia nei luoghi sensibili, obiettivi riconducibili all'organizzazione sindacale, la CGIL, nel mirino degli scontri avvenuti nella capitale, sia negli accessi alle piazze che saranno inibite ai manifestanti. Ci saranno anche operatori della polizia scientifica con il compito di registrare ogni comportamento non conforme alla legge. Il prefetto Raffaele Grassi ha sottolineato come ogni decisione debba essere ispirata ad equilibrio e buonsenso, anche nella scelta del percorso della manifestazione, che sarà frutto di un'articolata mediazione con i promotori dell'iniziativa. Attenzione rinforzata anche a causa del banco di prova di domani, che vede il debutto dell'obbligo di Green Pass nelle aziende. La gestione è sempre stata ottimale di questi manifestanti. È chiaro che la situazione vista sabato e in previsione di quello che potrebbe accadere il 15, quindi domani,
è ovviamente una situazione che ci fa stare un attimino attenti. Devo dire che fino all'ultima volta i manifestanti si sono sempre comportati in base alle regole che sono state imposte e quindi questo ci fa stare abbastanza tranquilli. All'incontro in prefettura, oltre ai vertici delle forze dell'ordine e i rappresentanti delle categorie, ha partecipato anche il segretario provinciale della CGIL, Aldo Marturano, al quale il prefetto ha manifestato solidarietà per l'assalto di sabato a Roma. E poi c'è il fronte trasporti e Green Pass con l'azienda di trasporto pubblico trevigiana MOM che dice che non potrà garantire tutte le corse. Situazione complicata, sono 59 infatti gli operatori sprovvisti di certificazione verde che domani non si presenteranno al lavoro. La situazione continua ad evolversi di ora in ora, ma una cosa è certa, non potranno essere garantite molte corse. Attualmente sono 59 gli autisti che domani non si presenteranno in servizio, non hanno il Green Pass e non si sono sottoposti al tampone. Delle 3.500 corse al giorno non potranno esserne garantite 548. Questo nonostante, sottolinea il presidente della MOM Giacomo Colladon, siano stati coinvolti nella riorganizzazione tutti i dipendenti in possesso delle autorizzazioni per la guida del bus. Diciamo che per quanto riguarda i servizi scolastici che noi abbiamo in 14 comuni, abbiamo provveduto alla completa tranquillità e quindi abbiamo tutti gli operatori in esercizio. Per quanto riguarda le scuole in ambito urbano sarà garantito circa il 95% totale delle corse, diversa la situazione per le extraurbane. Avremo delle corse che io chiamo non garantite che noi provvederemo già da oggi alle ore 14 a inserire nel sito della nostra società le corse che sono in pericolo. Non solo, la novità arriva anche per quanto riguarda le domeniche. Domani abbiamo l'incontro con l'ente di governo e una delle proposte che faremo è quella di interrompere il servizio festivo, ma non da domenica questa, dalla prossima domenica, perché questo ci permette di avere nei periodi feriali maggiori turni di servizio e quindi più personale disponibile. Una situazione a dir poco difficile. La MOM intanto ha pensato ad un'iniziativa, un bus itinerante che si fermi nelle principali città. Noi gireremo un giorno sì, un giorno no, Treviso, Vittorio Veneto, Montebelluna, Castelfranco, quindi nelle aree più importanti, per permettere agli autisti che non sono vaccinati di farsi il tampone. La mia speranza, termina Colladon, è che nei prossimi giorni la situazione migliori. Per ora l'invito ai cittadini è quello di consultare tutti i siti della MOM per aggiornarsi sulle corse che verranno cancellate. Restiamo in provincia di Treviso, andiamo a Povegliano dove il sindaco spiega la sua scelta di non vaccinarsi contro il Covid e poi interviene sul Green Pass e dice non andava fatto. Io sto facendo la mia battaglia per la vita, uso questo termine, e non mi sono fidato di farmi il vaccino, punto. Rino Manzan, sindaco di Povegliano, rispedisce al mittente l'etichetta di Novax e spiega come la sua scelta di non vaccinarsi sia strettamente legata al suo stato di salute. Io ho un problema di salute importante, mi fermo qui. E sto facendo tuttora delle terapie perché ho avuto problemi anche recentemente. Ho visto le problematiche che ho scelto di non vaccinarmi. Io rispetto tutte le misure di sicurezza, continua il primo cittadino, dalla mascherina al tampone ogni 48 ore, ma Mazzan dice no alla misura del Green Pass. Io considero il Green Pass un'invenzione che non andava fatta. Ci deve essere massima libertà, sottolinea ancora il sindaco, non si può costringere qualcuno a fare una cosa in cui non crede. Questa posizione mia personale, dovuta alle mie particolari condizioni e per quello che ho vissuto in questo tempo, non sono le posizioni della mia amministrazione, è una cosa mia personale e i miei assessori hanno il diritto di contestarmi da questo punto di vista. In questa visione di libertà, di pensiero e di azioni, il sindaco aveva fatto una proposta ai pochi dipendenti del suo comune non vaccinati. Ho detto, io sono disponibile a pagarvi di tasca mia i tamponi che farete, quelli che saranno. Loro mi hanno anche ringraziato, dice grazie sindaco, provvediamo noi. Cioè, io credo che ci debba essere una sorta di solidarietà
tra persone che sono a questo mondo. Intanto proprio a Povegliano in questi giorni, in un'abitazione da anni disabitata, si sono riunite alcune famiglie con bimbi di età diversa provenienti da fuori comune, aderenti ad un'associazione culturale per dar vita ad un modello scolastico alternativo a quello tradizionale. Che vogliono portare avanti esperienze diverse, probabilmente la scuola parentale, che però al momento non c'è ancora da quello che mi hanno riferito. Nei prossimi giorni il sindaco si recherà sul posto. È possibile per i genitori fare la scuola a casa, non so se volessero fare là, però se la fanno lì devono organizzarsi in modo da garantire il rispetto delle norme anti-Covid, che l'abitazione sia a posto dal punto di vista abitativo. Io ho promesso che la prossima settimana vado a vedere la situazione e vedo di capire di più cosa hanno intenzione di fare. Ci fermiamo adesso per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta con la cronaca, operazione Ape Operaia della Guardia di Finanza di Arzignano. Scoperta una frode fiscale da oltre 4 milioni di euro di false fatturazioni, 4 le persone indagate. Operazione Ape Operaia della Guardia di Finanza di Arzignano, che ha messo in luce l'ennesima frode fiscale da oltre 4 milioni di euro di fatture false. Disposto il sequestro preventivo di beni per oltre 1.800.000 euro, indagati 4 soggetti, 2 amministratori di società e 2 commercialisti. A tirare le fila del complesso meccanismo fraudolento i 2 consulenti fiscali residenti a Roma, che certificavano le false dichiarazioni fiscali. Di fatto venivano creati ingenti crediti IVA fittizi, poi utilizzati dai rappresentanti legali delle società per compensare reali debiti tributari. Nei guai una società cooperativa con sede ad Arzignano, attiva nel settore della concia, del cuoio e della tintura delle pelli, ed ora fallita, ed una società con sede legale nella capitale, ma operante nel territorio iberico nel settore del trasporto di merci su strada. Nel mirino dei finanzieri i periodi contributivi che vanno per la prima dal 2014 al 2017 e per la seconda dal 2017 al 2018. Le società contabilizzavano fatture false derivanti da un nutrito gruppo di soggetti, per lo più evasori totali, società cartiere o riconducibili a soggetti con precedenti specifici. Al contempo le stesse emettevano false fatture nei confronti di entità collocate in altri paesi dell'Unione Europea, senza così applicare l'imposta, o deducendo costi fittizi compensati con l'ingente credito IVA che veniva a generarsi. Disavventura sul Grappa per una famiglia bassanese caduta in un canalone, è stata salvata nella notte dal soccorso alpino. Sono stati recuperati al termine di un complicato intervento i componenti di una famiglia di Bassano del Grappa precipitati in un canalone sul Monte Grappa. I 3, madre, padre e figlia 21enne, si trovavano nel tardo pomeriggio di mercoledì sul bordo della strada Generale Giardino sopra Col del Puppolo, quando l'uomo è ruzzolato lungo il ripido pendio. Le donne, nel tentativo di aiutarlo, sono cadute a loro volta. Nonostante la situazione precaria, sono comunque riusciti a dare l'allarme e sul posto sono accorsi i soccorritori che hanno lavorato per ore per recuperare i 3 malcapitati. Sono stati tutti sollevati sulla strada grazie all'utilizzo di un argano a motore e messi nelle mani dei sanitari del SUEM, che hanno prestato loro le prime cure. Padre e figlia se la caveranno con qualche contusione e tanta paura, mentre le condizioni della terza protagonista di questa drammatica vicenda sono più delicate. Svelato a Fontaniva il mistero del Beato Bertrando. Amara sorpresa a Fontaniva, dove è forte la venerazione del Beato Bertrando, pellegrino tedesco vissuto nella seconda metà del XII secolo e patrono della città. Le ossa a lui attribuite e custodite nell'altare del Duomo sono risultate di un'epoca precedente e soprattutto sarebbero appartenenti a 2 donne. È questo l'esito delle analisi effettuate da esperti dopo la traslazione dei resti, un cranio e altre ossa, avvenuta a settembre nell'ambito del giubileo dedicato al Beato. Le analisi del DNA datano le ossa tra il 1030 e il 1170, ben prima dell'epoca in cui visse Bertrando, e soprattutto il sesso femminile. La comunicazione è stata data dal parroco del Duomo, don Andrea Mazzon, che però ha confermato la devozione per il Beato, al quale il Duomo è stato intitolato già dal 1262 e che contrassegna la cultura, l'identità e molte iniziative di Fontaniva. Le ossa vennero poste sull'altare del Duomo nel 1423.
anno in cui è possibile sia avvenuto lo scambio con i resti femminili. Secondo gli esperti, le reliquie autentiche potrebbero trovarsi invece nella tomba della famiglia da Fontaniva, situata in un'altra parte del Duomo. È tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi, buona serata. Moreno Tardivo Tristyle, potatura ed abbattimento alberi di alto fusto, presenti in tutto il Triveneto. Chiamateci per un preventivo gratuito. Benvenuti al meteo. Alta pressione delle Azzorre, dunque sul nostro territorio si prospetta un'altra giornata tranquilla. Vediamo il dettaglio di venerdì 15 ottobre. Sul Veneto la grafica ci mostra un contesto decisamente buono, sarà infatti asciutto e soleggiato su tutti i settori della nostra regione. Cielo sereno e sgombro da nubi, solo con qualche velatura ma del tutto innocua. Temperature minime tra 2 e 8 gradi, massime comprese invece tra i 15 e i 18 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui poche novità, sempre tanto sole e cielo terso e limpido senza piogge. Temperature minime tra 5 e 11 gradi, massime sui 16-18 gradi. Infine uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove non avremo nessuna novità di rilievo, anche qui ampio soleggiamento, cielo sereno o velato, specie sui confini alpini. Temperature minime intorno ai 5-7 gradi, massime sui 18-19 gradi. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Moreno Tardivo Tristyle, potatura ed abbattimento alberi di alto fusto, presenti in tutto il Triveneto. Chiamateci per un preventivo gratuito.